operativo Sardigna Nuragica, su progetto finanziato dalla Regione che pone pari istituzioni pubbliche enter de Kirca e Comunes che in suo obiettivo di valorizzare su patrimonio archeologico dell'isola. Oggi in Castello hanno fatto un addobbio su E3 dedicato a sa progettazione e a sa presentazione del suo protocollo de intesa atto costitutivo desa rete che hanno deppe sottoscrivere sos comunes interessados. A suo progetto chi moghe da iniziativa desassocio Sardegna verso l'UNESCO partecipano a Vinzas Universidade de Castello su Crenos e su CRS 4. Che in su dinara a disponimento, in più de pulire fa che sa manutenzione dei sus sitos, hanno fa che percursor dedicato e digitalizzazione del suo patrimonio archeologico. Sos comunes interessados procomus unu 32 e su matessi tantus unus monumentos candidados sul riconoscimento UNESCO de Patrimonio Mondiale des Umanidade. S'obiettivo è de che entrare a Sarete tutto sos comunes de Sardigna. A postir de più de 20 anni, su primo tretto des acquedotto Coghinas 1 est operativo. Stiamo parlando di una delle infrastrutture idricas più importanti del nord-ovest de Sardegna e all'aere torra operativo. Questo è un passaggio fondamentale per garantire un servizio stabile per i cittadini e imprenditori agricoli. Sos traballos fatto da EGAS sono costati 85 milioni di euro. Sos interventos hanno aperto causos primo 20 km di struttura, hanno cambiato risanosas condotte, sposta a posto sos pozzettos, piazzato giunto a novos pro minimare las perdias e rendere la rete più sicura. La novità più importante è sul collegamento entre su Coghinas 1 e su Coghinas 2. Si una delle due condotte si di affirmare pro guastos o manutenzione, a te è stata a garantire esabbe evitando chi manchete. S'assessore a sos traballos pubblico Antonio Pio ha sottolineato che da oies a condotta tornata a traballare al regime a postir de 20 anni che su primo tretto viti disattivau ca oramai fiti usurau. Un passaggio fondamentale che è su primo passo per riqualificare tutto si struttura che apprude chi imbantannoso. Sos traballos pro tornare a nuovo su Dipartimento di Emergenza e Urgenza dell'ospedale Giovanni Paolo II de Terranova che sono belli accabauso e non hanno a estentare a lu consignare. Si struttura si prepara a entrare in funzione proprio quando a su territorio gadureso hanno arrivare sos turistas che hanno a prenare su pronto su corso. Basta de pensare che insistius arriva finza a 250 prestazioni a sadie in custa schidas sa media erde 120 da chi si stagione scominciata prima su tempus. Sono locali hanno essere spulmannos o chi in percursor differenziaos e un'organizzazione nuova pensata per traballare menzus e plus impresse. Ma bata essere cussa che si considerata una novità per la Sardegna. In su pronto su corso bata essere un attacco in collegamento diretto che in sa sala Ruia a maniera di poter fare esame diretto senza tramudas a atero repartoso. Porto Turres e Isula de Sasinara confermano su ruolo centrale in sa strategia europea per la tutela ambientale e sviluppo locale. Allo confermare sa doppio vatueris in Porto Turres promovio da Europark Federation, rete internazionale che riuniti sas areas amparadas, parcos e operadores impinnaus in sa promozione del modello de sviluppo sostenibile. Un addobbio che ha bidusa presenza a Vincere de su vicepresidente de su Cussizzo e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Sarete a riuniu in Sardegna espertos, amministradores e operadores della Carta Europea de su Turismo Sostenibile per discutere del modello nuovo de gestione de su territorio, propone sparis amparu de sus territorios amparaos e sa crescita economica de sas comunidades interessadas. Sas areas marinas amparadas di fatti sono sempre de prusi strategicas pro su turismo de su Mediterraneo. Sono visitadores che separano a destinazioni e che garantiscono un mare innidu, biodiversità, paesaggio naturale e qualità ambientale di fatti sono aumentando. E sa Sardegna, prusa noto su nord-ovest, è diventando un modello di riferimento a livello europeo. Su Parco Nazionale del Sasinare e su Parco Naturale del Porto Conte rappresentano di fatti due esempi concreti di come tutela ambientale e sviluppo turistico possono andare a manutenta, mudando esamparu de sos ecosistemas in una risorsa economica e culturale.